Macfrut è tornato qui al quartiere fieristico di Rimini a solo 8 mesi dall'edizione di settembre. Gli espositori che rappresentano l'intera filiera ortofrutticola dalla produzione fino alla logistica sono oltre 800, un quarto vengono dall'estero e i buyers accreditati sono 500. Spazio ovviamente anche all'esotismo qui a Macfrut, qui a Rimini con il Tropical Fruit Congress, il congresso internazionale alla terza edizione dedicato quest'anno all'avocado, frutto di tendenza che in Italia ha visto crescere i consumi del 20% e tra l'altro complici un po' anche i cambiamenti climatici ci sono comunque già esperienze interessanti di produzione anche nel nostro paese, in particolare in Sicilia. Decisamente esotica e profumatissima invece l'area, il salone, un vero e proprio salone dedicato alle spezie e alle erbe aromatiche, new entry di questa edizione 2022. Macfrut così accende i riflettori sull'intera filiera dell'ortofrutta ed è quindi ovviamente anche l'occasione per parlare di innovazione, per sondare i mercati, per fare il punto sulla situazione attuale legata sulle criticità legate per forza di cose alla guerra in Ucraina. E allora con Davide Vernocchi, che è presidente di Apoconerpo ma anche responsabile nazionale dell'ortofrutta per Alleanza delle Cooperative, volevo proprio partire da qui, dall'attualità. La guerra in Ucraina, la situazione geopolitica, che ricadute ha sul mondo dell'ortofrutta, sia dal punto di vista del mercato che dal costo dell'energia, l'approvvigionamento delle materie prime, gli imballaggi, insomma quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono molto complicate e difficili soprattutto trovarne una soluzione. Prima di tutto veniamo da 2 anni di Covid, molto che dal punto di vista umano hanno toccato un po' tutti noi, cittadini, consumatori europei. Poi questa guerra, che al di là del fatto umano dove l'attualità, i telegiornali ce ne parlano tutti i giorni, c'è l'aspetto, come sottolineavi, l'aspetto commerciale. Consideriamo che in Ucraina e Bielorussia giravano dalle 700-800 mila tonnellate di ortofrutta fresca e trasformata tutti gli anni ed è quello un mercato che ci è venuto a mancare. Che cosa ha comportato? Che noi come italiani non è che esportavamo grosse quantità verso quei paesi, cosa che invece facevano i polacchi, i moldavi, un po' tutti i paesi del nord Europa. Ebbene, questi ingenti quantitativi di ortofrutta che prima erano destinate a questi paesi si sono riversati dove? Su quelli che erano i mercati più sicuri, quindi il mercato italiano, spagnolo, francese, quindi ulteriori quantità di prodotto che vanno a far concorrenza al nostro. Aggiungiamo la volatilità naturalmente del rublo, che comunque è stato anche questo un elemento molto complicato nella gestione, e non ultimo l'aumento dei costi della produzione. Ad oggi i dati ufficiali ci parlano di un'inflazione che gira tra il 5 e il 6%, ma quelle che sono invece le nostre filiere, le nostre sono filiere, quelle agricole, molto energivore, dall'azienda agricola ma soprattutto alla cooperativa, sia nel fresco che nel trasformato, dove il costo dell'energia è più che raddoppiato, come più che raddoppiati sono stati anche i costi degli imballaggi, il che comporta un tasso inflattivo nel nostro comparto che si avvicina, se non addirittura supera il 20%. In più si aggiunge, come accennavo all'inizio del mio intervento, tutto il tema del consumatore. Se già prima faceva fatica ad affrontare la spesa nella quarta settimana, ad oggi che gli è arrivata la bolletta dell'energia, il potere di acquisto del consumatore a fronte di uno stipendio che praticamente è rimasto tal quale, si è sensibilmente ridotto, e questo naturalmente è un ulteriore elemento, se non l'elemento più importante, che ci preoccupa in un contesto di mercato dove la preoccupazione, il timore, il cosa succederà domani è un po' la domanda che tutti ci stiamo facendo.
Ecco, un altro aspetto, l'ortofrutta viene da un 2021 dal punto di vista climatico tremendo, annus horribilis è stato chiamato, siamo a maggio, sicuramente i bilanci si fanno a fine anno, però qualche prospettiva la possiamo dare sulla situazione oggi? Per la verità sono stati due gli anni horribilis dell'ortofrutta italiana, il 2020 e il 2021. Complice il cambiamento climatico, il freddo, le gelate primaverili a cui si sono sommate l'ormai notissima cimice o malattie fungine che hanno decimato l'ortofrutta italiana. Ad oggi che siamo appunto qui in fiera, i primi di maggio, finalmente le prospettive produttive meritano un attimo di ottimismo. Un ottimismo importante, sia per quanto riguarda le drupacee, ma anche per quanto riguarda le pomacee. C'è da dire che le campagne, ad oggi, le nostre campagne sono oggettivamente molto belle. Grazie anche a quelle che sono la messa in opera di misure di difesa attiva contro le gelate, la Regione ha fatto sicuramente la sua parte, che attraverso il PSR sono stati messi in campo ingenti risorse importanti per la messa a punto di difese attive che i nostri produttori hanno messo in funzione nelle notti di gelo e si sono dimostrati particolarmente, hanno contribuito in maniera importante alla difesa del prodotto. Per cui ad oggi siamo veramente ottimisti nel poter affrontare finalmente una campagna nell'insegna, almeno dal punto di vista produttivo, dell'ottimismo. Poi adesso veniamo a Macfrut perché siamo in fiera, in presenza, c'è da dire che c'è stata anche l'edizione di settembre che era un po' una scommessa. Allora intanto come sta andando? Uno dei temi importanti è quello dell'innovazione, che è sia innovazione di prodotto vero e proprio che innovazione varietale, anche per contrastare quelli che sono per esempio i cambiamenti climatici così. Novità importanti ci sono anche negli stand delle vostre business unit, allora com'è la situazione? Ma il Macfrut ci è presentato, c'è da dire, quest'anno molto bene, c'è una buona partecipazione, si presenta sicuramente in un contesto sociale positivo perché finalmente c'è la riapertura, ci possiamo vedere, ci possiamo parlare, ci possiamo confrontare in presenza e questo solo qualche mese fa non era affatto scontato. Complice anche la mancanza di prodotti in determinate areale europee, alcuni clienti si sono riposizionati qui a Rimini, per cui c'è anche dal punto di vista commerciale un certo ottimismo. Dal punto di vista innovativo c'è da dire che le mie cooperative da questo punto di vista sono sempre state all'avanguardia, sia dal punto di vista varietale, non ultime le Ondine, le nettarine peate, dove avremo l'esclusiva per i prossimi anni per i nostri produttori, ma anche dal punto di vista tecnologico, sia in quelle che sono le filiere cooperative ma anche nelle aziende dove avvieremo delle prove di raccolta meccanica dell'ortofrutta sia con una start-up israeliana la prossima estate ma anche con l'Università di Bologna assieme a un partner industriale che è Unitec, proprio per provare nuove tecnologie per affrontare uno dei grandi problemi dell'ortofrutta che è quello della manodopera e devo dire che su questo Apoconerpo c'è sempre stato, è sempre in prima linea e stiamo investendo risorse umane ed economiche molto importanti proprio per risolvere questi problemi e rendere l'ortofrutta sempre più sostenibile dal punto di vista anche economico. Bene, allora grazie a Davide Vernocchi e a questo punto una breve pausa e poi noi da Macfrut ci ritroviamo perché poi andiamo a curiosare anche tra le spezie. A dopo.